versare l'IVA. Gli ho detto, visto che tu lavori e ti pago io, i soldi dell'IVA me li tengo io, perché piuttosto di licenziare un dipendente, i soldi dell'IVA e con gli acconti dello Stato, io stipendio i miei ragazzi e faccio le tredicesime. Stiamo pagando tasse da Svezia e ricevendo servizi da Albania. Questa è assolutamente una situazione che non possiamo più portare avanti, assolutamente. La crisi economica non fa distinzione, colpisce tutti, in particolare gli imprenditori delle piccole e medie imprese, stritolati nella morsa delle fatture che non vengono saldate prima di 120 giorni e gli stipendi da pagare al 27 del mese, tutti i mesi. Tutti sono bersagli di questa situazione, anche chi lavora onestamente da una vita e pur di onorare i suoi impegni di fronte ai dipendenti si spoglia di tutto, anche Veniamo portati alla disperazione. Questo ultimo suicidio ha scatenato la reazione di Veneto Stato, il partito che mira all'indipendenza della regione, i cui militanti, tra cui molti imprenditori, si erano dati appuntamento di fronte alla sede padovana di Equitalia per protestare contro il sistema bancario e politico, colpevoli, a loro dire, di aver gettato sul lastrico migliaia di famiglie. Equitalia non è né un alleato né un nemico, deve essere quello che è, un riscossore dei crediti dello Stato. Lo deve fare in modo equo e non in modo sovversivo. 19.000 euro, 13.000 euro, 10.000 euro, 6.000 euro, 3.000 euro, solo qui ci sono 2 settimane, questi sono insoluti per 50.000 euro. Non facciamo evasione, facciamo ritardo di pagamenti su IVA, INPS e altri pagamenti nei confronti dello Stato. Fatto questo, poi man mano che riceviamo i pagamenti ricominciamo a pagare. Naturalmente non sempre questo è possibile, arrivano le cartelle dell'Equitalia e queste sono le cartelle dell'Equitalia che sono arrivate oggi. E vorrei che l'Equitalia, quando viene a queste cartelle, si prendesse anche non solo i nostri crediti, ma anche i nostri debiti, deve prendersi anche l'Equitalia.